Energia restino fuori dall'autonomia differenziata il giorno dopo il via libera del governo al DDL Calderoli, l'iniziativa del PD Veneto con un disegno di legge costituzionale. Salvini rappresentano il partito del no. Il segretario della Lega in Veneto nel giorno in cui Zaia viene attaccato da Casa Pound per il centro regionale sul cambio di sesso. Scelto di civiltà, ci sono altre priorità nella sanità. Tragedia la scorsa notte a Rovigo, una bimba di appena 2 anni è morta per un arresto cardiaco, la piccola spira tra le braccia della mamma, accertamenti sul decesso. Errore nella miscelatura, nube di cloro asfissiante sprigionata dall'acqua della piscina comunale, panico a Bosco Chiesanuova nel Veronese, 25 persone intossicate, tra cui 9 bambini. Chiuso senza una sentenza il processo al ladro che assaltò la casa di Walter Onichini, il giudice ha applicato la legge Cartabia all'amarezza del macellaio, meglio che non parli. La Guardia di Finanza di Treviso sventa un tentativo di estorsione di 350.000 euro ai danni di un imprenditore, denunciati 2 padovani, sequestrato una Lamborghini. Patrocinio negato a Roma Città Aperta, il nipote di Roberto Rossellino scrive al sindaco di Marcon: mi spieghi il perché di questa decisione, una scelta che sa di revisionismo. Boom di ascolti ieri sera su Antenna 3 per la diretta del processo a Vecia, da Ponte Dante a Treviso, domenica l'evento in replica dalle 16:30. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito dai titoli: scuola ed energia restino fuori dall'autonomia differenziata il giorno dopo il via libera del governo al DDL Calderoli, l'iniziativa del Partito Democratico del Veneto con un disegno di legge costituzionale. Il Partito Democratico Veneto risponde al via libera del Consiglio dei Ministri all'autonomia differenziata annunciato dal ministro Calderoli con un disegno di legge costituzionale per chiedere che alcune materie siano escluse dalla riforma. Che la scuola non rientri tra le materie che possono essere oggetto dell'autonomia. La scuola è un pilastro della democrazia e della coesione sociale, non ci possono essere 20 scuole spezzettate in 20 regioni. E poi per chiedere che altre materie fondamentali come l'energia, come le grandi reti di trasporto, come le banche rientrino in una competenza statale. Abbiamo visto quanto l'energia sia una materia che deve essere trattata a livello non solo nazionale ma europeo. Mentre il disegno di legge Calderoli si appresta ad imboccare la strada del Parlamento, l'Aula si animerà con l'iniziativa del PD che non arretra nemmeno sul tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Noi proponiamo una legge di rango costituzionale, la nostra Costituzione prevede che abbia delle letture, 2 nelle rispettive Camere a distanza di 3 mesi. E quello che propone Calderoli è di per sé tortuoso, perché non sono definiti i tempi, perché non sono state coinvolte fino in fondo le regioni, perché ci sono critiche e rilievi da parte dei comuni e delle province, perché non sono stabilite neanche le risorse finanziarie per fare i LEP, cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, che sono fondamentali per garantire l'uguaglianza dei cittadini. La confusione la fa Calderoli. La discussione sulle materie è il punto cruciale della riforma e in passato spesso l'avevano bloccata. Da sempre scuola e economia sono state terreno di scontro tra i partiti. Penso che questo disegno di legge contenga in sé una ragionevolezza molto forte, perché in tutta la discussione che è stata fatta anche negli anni scorsi dai governi Conte 1 e Conte 2, quando si è entrati sulle competenze, già allora queste materie non venivano considerate trasferibili, perché le regioni possono chiedere, come dice la Costituzione, il governo e il Parlamento ovviamente non solo l'ultima parola, ma decide cosa trasferire. Subito all'attacco della proposta del Partito Democratico, il leader della Lega Salvini oggi a Treviso per la presentazione di un'opera. Salvini ha anche solidarizzato con Luca Zaia per gli attacchi subiti da Casa Pound, per l'istituzione di un centro per il cambio di sesso, una solidarietà che però non è stata totale. Il PD Veneto, soprattutto con la nuova conduzione, mi sembra che sia il partito dei no.
la Lega e il Movimento dei Sì. L'attacco ai democratici veneti è frontale, con Matteo Salvini che a Treviso ha come primo obiettivo quello di blindare l'autonomia all'indomani del via libera al disegno di legge da parte del governo, recepite le richieste delle regioni. Ora si apre la partita dei LEP e quella parlamentare, sulla quale assicura non ci saranno franchi tiratori nel centrodestra. E conto che, ripeto, non solo il centrodestra, ma anche parti delle opposizioni ragionevoli e meno ideologiche ci diano una mano a migliorare questo progetto. E a proposito di centrodestra, Salvini abbozza un largo sorriso quando gli si chiede dei rapporti con Fratelli d'Italia in vista delle comunali 2023, dove gli attriti non mancano a Treviso come altrove. A livello nazionale sono buoni. A livello locale forse c'è da mediare. Ma sono buoni anche lì, poi noi siamo mediatori per natura. Diciamo che se tutti mantengono la parola data si governa a lungo. Di simulazione o che altro, nella sua giornata veneta Salvini solidarizza, ma fino a un certo punto, con il presidente Luca Zaia, attaccato da Casa Pound per l'intenzione di istituire un centro regionale per il cambio di sesso a Padova. Diversi manifesti sono comparsi nottetempo in tutta la regione. Io condanno ogni tipo di attacco, Luca è un orgoglio, è un grande governatore. Poi siamo in democrazia. Io di attacchi ne ho circa una trentina al giorno, quindi se dovessi stare dietro agli attacchi, agli insulti, alle minacce, passerei le giornate male. Diciamo che sicuramente in sanità ci sono urgenze ed emergenze che mi sono ben chiare. Per quello che riguarda il cambio del sesso non ho abbastanza elementi per rispondere e non penso che la cosa mi riguarderà finché campo. Condanna nella forma, molto meno nel contenuto, hanno notato in tanti, con Salvini tornato tra le altre cose a parlare della registrazione dei figli delle coppie omosessuali come anticamera dell'utero in affitto, definita pratica abominevole. Quanto ai temi, il leader della Lega conferma che la prossima settimana ci saranno 2 tavoli, uno sulla siccità, l'altro sui giochi di Milano Cortina, villaggio olimpico e questione pattinaggio all'ordine del giorno. Io ho chiesto che si approvino i progetti che costano di meno e abbiano minore impatto ambientale. Ed ora Venezia con la cronaca, una vacanza che è finita in modo drammatico. Questa mattina una turista americana è morta per un malore ai piedi del ponte di Rialto. La donna è stata soccorsa prima da alcuni passanti che hanno chiamato poi i vigili del fuoco e gli operatori del SUEM che hanno tentato di rianimarla, ma non c'è stato niente da fare. L'area è stata interdetta al passaggio per il tempo necessario ai soccorritori di intervenire. E tragedia la scorsa notte a Rovigo, dove una bimba di appena 2 anni è morta per un arresto cardiaco. La disperata corse in strada stringendo tra le braccia la sua piccola in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Quando i sanitari del SUEM sono arrivati, hanno immediatamente intubato la bimba di 2 anni, che è stata poi trasportata al pronto soccorso di Rovigo. Qui i medici per quasi un'ora le hanno praticato le manovre rianimatorie, ma purtroppo il cuore della bambina non ha più ripreso a battere. Una tragedia che si è abbattuta su una famiglia di origini nigeriane la scorsa notte. È stata la mamma ad accorgersi che qualcosa non andava e ha chiamato immediatamente il 118. Poi ha preso in braccio la figlioletta ed è scesa in strada gridando aiuto. Pochi minuti ed è arrivata l'ambulanza, poi la disperata corse in ospedale, ma per la bimba purtroppo non c'era più nulla da fare. Sono ora in corso accertamenti per chiarire cosa abbia causato l'arresto cardiaco in una bimba di appena 2 anni. Panico questa mattina nel Veronese, la fuoriuscita di una nube di cloro asfissiante dovuta probabilmente ad un'errata miscelazione di alcune sostanze ha causato l'intossicazione di 25 persone, tra cui 9 bambini nella piscina comunale di Bosco Chiesanuova. I vigili del fuoco accorsi sul posto con il personale del SUEM hanno fatto intervenire il nucleo NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, i 2 pulmini con i quali sono state accompagnate in ospedale a Verona le persone con sintomi lievi, mentre gli altri intossicati sono stati trasferiti in ambulanza negli ospedali della zona. In corso gli accertamenti per accertare la dinamica e le responsabilità. Ed ora invece torniamo a parlare dei maltrattamenti nella casa di riposo di San Donà. Oggi i primi interrogatori e la disposizione dell'autopsia sul corpo di una vittima. Il mio cliente si è avvalso della facoltà di non rispondere per il momento
perché non abbiamo ancora il quadro probatorio completo, il quadro accusatorio completo, le indagini sono ancora ovviamente segretate, per cui in questo momento abbiamo preferito non rispondere alle domande del magistrato. Anche se nei giorni scorsi si è detto incredulo, oggi Fabio Danieli, l'OS portato in carcere con l'accusa di maltrattamenti nei confronti degli anziani nella casa di riposo di San Donà, si è avvalso della facoltà di non rispondere, così come la sua compagna e collega Maria Grazia Badalamenti. Vero è che lui non è concorde su tutta la ricostruzione effettuata nell'ordinanza della misura cautelare, per cui ci saranno più avanti gli elementi per contestare i singoli episodi così come sono stati descritti in questi giorni. Eppure, secondo quanto emerso dalle indagini con materiale audio e video, i 4 OS arrestati, 2 ai domiciliari, li lanciavano sulle carrozzine e sui letti, gli mettevano in volto pannolini sporchi, gli sputavano in faccia per pulirgli la bocca e quando un anziano ha tentato di ribellarsi, Danieli l'ha frustato sulla gamba con un portachiavi con un laccio, più offese di ogni genere. La prima cosa che faremo è la richiesta di modifica della misura cautelare e chiederemo che quantomeno venga posto agli arresti domiciliari, visto che ha una casa dove poter andare a stare. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo riesumato di un'anziana, perché c'è il sospetto che i maltrattamenti subiti durante la degenza nel reparto Viola possano averne causato la morte. Per quanto riguarda invece Davide Barresi, ha detto di voler essere curato e sottoposto a una perizia psichiatrica. Lui è l'operatore sociosanitario 54enne residente a Catania, arrestato lo scorso novembre dai carabinieri per violenza sessuale nei confronti di 7 pazienti, 13 episodi accertati in meno di un mese. Agiva mentre dormivano, approfittando del fatto che potesse avvicinarsi per cambiarle e curarle. Il 54enne era già stato coinvolto in un'indagine per abusi sessuali sulle pazienti quando lavorava nell'ospedale psichiatrico di Agordo. Condannato in primo grado, era stato assolto dalla Corte d'Appello di Venezia. La Guardia di Finanza di Treviso ha sventato un tentativo di estorsione di 350.000 euro ai danni di un imprenditore trevigiano. Denunciati 2 padovani, sequestrata una Lamborghini di proprietà della società amministrata dalla vittima. È stato coraggioso e bravo nel presentare tempestivamente la denuncia all'autorità giudiziaria di Treviso, che ha successivamente delegato la Guardia di Finanza per lo svolgimento delle indagini. Fondamentale per le indagini della Guardia di Finanza di Treviso, che ha bloccato un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore, proprio la querela presentata da quest'ultimo. L'uomo, amministratore delegato di un'azienda della marca, dopo aver acquistato una Lamborghini Huracan GT3, aveva affidato l'auto sportiva in base ad un contratto di sponsorizzazione ad una scuderia automobilistica. Loro avrebbero dovuto gareggiare con l'autovettura mostrando sulla carrozzeria il nome dell'azienda trevigiana. Al termine del contratto di sponsorizzazione avrebbero dovuto restituire l'autovettura alla società con sede nel Trevigiano. Ma così non è stato. Abbiamo scoperto che 2 soggetti residenti nel Padovano avevano trattenuto indebitamente questa autovettura, hanno emesso una serie di fatture fuori dai termini contrattuali pattuiti con l'impresa trevigiana e hanno subordinato la restituzione del veicolo al pagamento di queste fatture. Il nostro intervento è stato quindi finalizzato a bloccare un vero e proprio tentativo di estorsione ai danni dell'imprenditore trevigiano. Le fatture emesse sono arrivate ad un importo prossimo al valore di acquisto dell'autovettura, ovvero circa 350.000 euro. L'attività investigativa delle Fiamme Gialle, scattata dopo la denuncia dell'imprenditore, ha permesso, attraverso perquisizioni eseguite tra le province di Padova e Verona, controlli incrociati, accertamenti bancari e l'acquisizione di diverse testimonianze, di ritrovare la Lamborghini in un capannone del Padovano. Il Tribunale del Riesame di Treviso ha confermato il sequestro preventivo dell'auto sportiva. Concluse ora le indagini, i 2 padovani dovranno rispondere del reato di tentata estorsione in concorso. Chiuso senza una sentenza il processo al ladro che nel luglio del 2013 assaltò la casa del macellaio di Legnaro, Walter Onichini. Il giudice ha applicato la nuova legge Cartabia. Ecco il commento di Onichini.
Non posso darle le mie impressioni perché lei sa che essendo comunque ancora un detenuto a tutti gli effetti non posso lasciare nessuna dichiarazione. Immaginavo. Purtroppo. Immaginavo. Vorrei dirle tante cose, mi creda, ma purtroppo non posso. Devo tenermi la bocca cucita. Nel processo contro Elson Dreca, il malvivente che nel luglio 2013 tentò di rubare l'auto dal garage della casa del macellaio Walter Onichini, il giudice ha sentenziato il non doversi procedere. È la legge. Il motivo, secondo la legge Cartabia, è la mancata conoscenza dell'imputato dell'esistenza di un processo pendente a suo carico. Dreca infatti avrebbe dovuto comparire davanti al giudice lo scorso 8 marzo, convocato per l'ennesima volta, ma di lui da anni si sono perse le tracce. L'accusa è falsa testimonianza per non aver fatto i nomi dei complici durante il colpo a casa di Onichini. La sentenza prevede un avvertimento sempre contenuto nella legge. Se l'imputato venisse rintracciato dalle forze dell'ordine entro il 17 gennaio 2026, dovrà comparire davanti al giudice per essere processato. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Eccoci nuovamente in studio. Ieri il patteggiamento del 26enne Ronny Levakovic per la strage del Terraglio. Per tutti i cittadini amministratori una pena troppo lieve, non c'è stata nessuna giustizia. Sono rimasto molto disgustato da questa faccenda. Io sono un soccorritore, fatalità quella notte sono intervenuto con l'ambulanza all'episodio. Anche se ero di passaggio comunque. Certo, quando era già avvenuto però. Cosa si ricorda? Macerie dappertutto. Quella notte del 24 marzo Moreno ha assistito ai soccorsi. Oggi, a meno di un anno di distanza, dice che non c'è stata giustizia per Miriam Cappelletto e Mara Visentin, le due donne morte dopo essere state travolte dall'autoproiettile condotta dal 26enne rom Ronny Levakovic. Qui è stato concesso il patteggiamento per duplice omicidio stradale a 3 anni e 4 mesi. Troppo poco, dicono tutti, qui lungo il Terraglio, a pochi passi dal luogo della tragedia, dove resta un mazzo di fiori. Troppo poco, sì. Hanno ammazzato due, almeno deve dare 20 anni, minimo, o no? La giustizia italiana. Per quantificare ci sono persone addette, io non riesco a quantificare. Se fosse per me una pena di morte, una persona così. Da 3 anni può dare a una persona che fa piccole cose. Lei si ricorda? Fare una gallina, ecco. Giustizia è la parola più ricorrente, inasprire le pene una delle soluzioni. Non si può che pensare a una grande differenza, una grande dismisura fra quella che è la pena e l'enorme danno provocato, insomma, con l'incidente di quella notte. Quindi umanamente siamo ovviamente vicini al dolore delle famiglie che comprensibilmente non possono trovare una risposta soddisfacente in 3 anni e 4 mesi di reclusione. Pur essendo in piena legittimità, lascia nelle famiglie, negli affetti di quelle due signore che sono mancate e nella società in generale un senso di ingiustizia. Le vite di 2 persone valgono molto di più e credo che questa pena sia assolutamente ingiusta e lascia davvero l'amaro in bocca in una comunità che soffre ancora la perdita di 2 donne che erano 2 mamme. Io ho avuto l'onore e la fortuna di incontrare i figli che portano con loro un dolore immenso, però anche in questo caso gli avvocati evidentemente hanno fatto la loro parte, ma non è di certo stata fatta giustizia. Il nipote del regista Rossellini ha deciso di scrivere una lettera al sindaco Marcon dopo la polemica scoppiata per aver negato al patrocinio alla proiezione del film con Anna Magnani. La notizia del diniego del sindaco di Marcon di patrocinare la proiezione del film restaurato Roma città aperta organizzata dall'ANPI ha mosso anche il nipote del regista Alessandro Rossellini, che ha deciso di scrivergli. La disturbo, si legge, solo per capire meglio la sua decisione. L'unico argomento che ho evinto è che il film non sarebbe in linea con il programma culturale dell'amministrazione.
Assolutamente legittimo, si legge ancora, ma credo sia importante argomentare la decisione per evitare di alimentare il pensiero corrosivo che lei voglia prendere ufficialmente le distanze da un'opera cinematografica che tratta di guerra, liberazione, dell'inaudita sofferenza patita dai nostri compatrioti. Sono certo, scrive ancora Rossellini, che lei sarà d'accordo con me che la democrazia non ha colore. Quindi, conclude, se potesse essere così gentile da spiegare la sua decisione, non solo le sarei assai grato, ma forse permetteremmo di allontanare da lei e dalla sua giunta l'idea di un comportamento revisionista e fascista. Questo mentre la CGIL chiede a Romanello di ripensarci. Una scelta sbagliata, che non si può giustificare con le linee culturali dell'amministrazione, perché sarebbe molto grave se una rappresentazione così importante, premiata, che ha alcuni valori ben precisi al suo interno, viene considerata distante dai valori costituzionali e dai valori che dovrebbe rappresentare un'amministrazione comunale. Quindi chiediamo al sindaco di rivedere questa scelta, di patrocinare l'evento e di difendere quei valori costituzionali che sono anche alla base della sua elezione. Una scelta grave, sostiene Ampi, soprattutto per il messaggio che trasmette. Siamo in presenza di scelte di natura grave dal punto di vista delle istituzioni politiche, perché sono scelte che non si rifanno alla Costituzione. Queste sono scelte incostituzionali. Ieri sera il boom di ascolti su Antenna 3 per la diretta del processo a Veccia da Ponte Dante a Treviso, un evento che la nostra emittente vi riproporrà in replica domenica 19 a partire dalle 16:30 per rivedere i canti, i balli e il rogod sul Sile nella tradizione di metà Quaresima. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Ci attende un weekend tipicamente primaverile con bel tempo e clima gradevole. Il dettaglio di sabato 18 marzo. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dalla presenza del sole. Il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso ovunque, precipitazioni assenti. Temperature in contenuto aumento, le minime saranno comprese tra 1 e 5 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo sereno, sgombro da nubi o al massimo con locali velature più estese verso sera. Dal pomeriggio maggiori addensamenti anche sulla zona montana. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui tempo stabile, in gran parte soleggiato con nubi sottili in transito. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 17-19 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.